soffermerei qua. Mi attrae tantissimo questa angeli, chiesa. Si dice che gli oggetti possono acquisire l'essenza di chi li ha posseduti. Soggetti sensibili sono in grado di visualizzare immagini mentali dei proprietari di un oggetto anche solo sfiorandolo con le mani. Si dice che se il possessore dell'oggetto muore per morte violenta o improvvisa, potrebbe crearsi un legame con quegli oggetti che ha amato in vita. Da qui al nuovo possessore potrebbero causare fastidi, ovvero verificarsi casi di poltergeist, apparizioni, visioni di ombre. Può un oggetto conservare lo spirito di chi l'ha posseduto? Può un'anima continuare a restare legata a un oggetto? Il Ghost Hunter Padova è qui per indagare. C'è una cassa? Ah, si è accesa la cassa? Si è accesa anche la luce? Ho visto che si è accesa la luce sopra. E la cassa? Interferenza? Se vuole parlare. Guarda, filo di fusione, spento. Ho visto che si è illuminato sopra là. Dove? Sopra là, ero partita dalla cassa. No, perché qua c'è qualcosa di strano. C'è una sorta di energia di freddo qua, Sì, infatti si sente, è cambiata temperatura. Qui prima si è sentito muovere qua. Ok? E sono venuto fino a qua. E si è sentito muovere qua. A un certo punto qua ho sentito un colpo. C'è una vetrina, non lo so, c'è una vetrina. C'è qualcosa, è che si quasi Oh, passano già. vassoi. Ho sentito come dopo a un certo punto passa di qua, ok, come un qualcosa che mi passasse dietro, mi giro per guardare, cerco di venire. Io ho visto che hai guardato in alto. Esatto, guardo in alto, sento quella in alto. Quella in alto, sì, mentre Qua qua è venuto sotto fuori una è il luce. quadro elettrico. Sì, l'ho vista. Io l'ho vista proiettata sopra, quindi non so dove era. E la cassa che si è accesa fa Anche il riflesso. Io ho visto il riflesso che batteva sopra, ma era una luce abbastanza tenera. Cioè qui c'è una sorta di... Completamente Si scollegato. accende dallo stabile di fronte, ma da ho saltare sentito- una strada per arrivare. l'abbiamo L'abbiamo sentito L'abbiamo tutti. sentito tutti. E la luce voleva comunicare sicuramente. Sì, ho sentito anch'io. Ho sentito battere io tipo i tamburi, tum. Fai la foto qua. Da te? Sì, è vero. Se vuoi dirci qualcosa lo fai sul registratore?
Puoi dirci qualcosa? Mi stai seguendo? Persone che... Più persone Sì. legate a questi oggetti. Però si muovono. Sfuggono. Si fanno fare il giro, capito? Però qualcuno credo che mi abbia anche sfiorato perché l'ho sentito. Però quello che ho sentito io è che ogni volta che camminiamo c'è una cassa e la cassa. Che ci segue. Sì, Adesso esatto. è qua, infatti. Ha una sorta di proprio di... Non è che siano tutte Ma si sono spente. Non so, Non c'è nessun qualche... attacco. Cioè, siamo partiti da là e cominciato da quella, siamo andati avanti, ho cominciato a sentire la cassa, suoni tac, tac. Hai capito? E siamo arrivati fino a qua. Cassa. Sì, C'è qualcuno. C'è una donna. Se c'è qualcuno, mi accendi la pila? Sì. Hai visto? Hai visto? Hai visto? Cosa? Si accende la pila? Sì. Ce la fai a spegnerla? Me la spegni gradualmente o me la spegni proprio contemporaneamente? La spegni proprio del tutto? Ce la fai? Urco. Guarda. Si è acceso! Si è acceso! Come quello di prima. C'era. Prima era di là? Prima era di là. Era un altro. Sì, l'hai filmato? Qua, mettiti qua. Qua c'è una corrente d'aria. Allora, questa notte si è appena conclusa un'indagine molto particolare. Volevo ringraziare le due personalità che ci hanno dato il permesso di svolgerla, il direttore Nicola Rossi e l'assistente Federica Tognona. Si conclude qui la nostra indagine, grazie e arrivederci. Buonanotte.